Riparto da dove avevo finito ieri, sempre sotto il vulcano. A Milo incontro il musicista Carmelo Salemi e i suoni del suo Friscalettu. Ma cosa succede alla Sicilia? Che improvvisamente diventa una specie di Trentino tecno con suoni da ristorante cinese di Rovereto. Qui c'è l'Etna, qui siamo a Milo, no? Qua è tutta vibrazione. È tutta vibrazione. Forse anche questo è il motivo per cui, oltre alla bellezza, per cui Battiato vive qui, Lucio Dalla aveva a casa, una terra Grande musicale, Lucio, in cui ci grande può stare Lucio. dentro tutto. Una colata sonora. E chiaramente ci sta anche questo strumento che praticamente ha 3000 anni di storia. Ecco, questo è lo strumento. Noi abbiamo inserito su questa musica tecno trentina dei Popix, abbiamo inserito la musica, il flauto di Dioniso. No? Flauto di canna, sì, degli antichi pastori greci, tanto decantato anche da Virgilio, Teocrito, ne hanno parlato praticamente tutti. Poi tra l'altro in queste valli praticamente questo suono riesce a trovare il suo habitat naturale, perché consideriamo che comunque questo è un vegetale, cioè uno strumento fatto proprio di canna. Sapendo che questo suono è l'intelligenza della pianta, che a sua volta la pianta ha nutrito Dioniso, ecco, proviamo a sentire come tu lavori su questa musica, sulla tradizione che guarda al futuro, a una Sicilia nuova. Abbiamo evocato qualcosa di misterioso, ma tu non senti la responsabilità importante che rischi veramente di evocare qualche divinità antica, qualche potenza? Bene, ben venga. Benissimo, non è pure neanche di imitare il tuo vicino di casa in questo caso, che è Battiato, il nostro vicino di casa che starà qui dietro. Proviamo a far sentire un suo brano interpretato da voi. Nel frattempo io vado e magari Battiato scende giù e insomma, magari vediamo che ci dice. Grazie Carmelo Salemi e la sua squadra, la sua band. Grazie. Avanti, Battiato. E il miracolo accade, sia pure a metà. Arriva Yuri Kamisasca, musicista e storico collaboratore di Franco Battiato. Ma che bravi, bravissimi. Potere di Dioniso, abbiamo col flauto Dioniso, Veramente. Yuri Kamisasca, cioè uno dei grandi musicisti della canzone italiana, Complimenti. collaboratore di Battiato. Io sono Grazie. andato via in bicicletta, abbiamo evocato Battiato, chissà se Battiato sente. È successo questo, vado via in bicicletta e trovo Yuri Kamisasca che era sceso per registrare questo da far sentire a Battiato. Che meraviglia. Sì, poi passo, glielo faccio sentire, sarà contento perché oggi è il suo compleanno e quindi è una combinazione molto simpatica. A musica maestro, ancora un pezzo. Andiamo va bene, che facciamo? Andiamo di qua. Tradizione e innovazione, Sicilia di ieri e Sicilia di oggi. Mi aspetta il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri per fare il punto su questo eterno